stamattina presto mi hanno contattato dall'autorità italiana chiedendo la presenza di Zara davanti all'aeroporto in un posto specifico, perché così poteva entrare nella parte militare da dove è possibile partire, l'unico posto dove i voli hanno la partenza. Lei ha seguito le indicazioni, si è avvicinato al posto, solo che purtroppo a 50 metri dall'ingresso c'era un checkpoint dei talibani e li hanno respinti indietro, usando anche la violenza. Lo racconta con la voce rotta dalla preoccupazione Ahmed Ahmadi, il ristoratore afghano a Venezia da 15 anni, in attesa di avere notizie di sua sorella Zara, attivista e imprenditrice che ha trovato riparo in un rifugio in Afghanistan. Stamattina il tentativo di riportarla a casa, poi ore interminabili nell'attesa e nella speranza di salvarla dall'inferno. Ho preso anche due voli per l'India, uno domani, e uno oggi e uno è domani, però a quanto pare pure i voli civili sono bloccati. Destino che accomuna tutte le famiglie trapiantate, come la socia di Ahmed, con mamma e 4 fratelli bloccati a Kabul in casa, con la minaccia dei talebani all'esterno, paura per le nipoti, potrebbero essere portate via e rese schiave. E io spero che il governo italiano possano mettersi d'accordo fra di loro e con un buon senso umano decidono di dare un segnale un po' positivo per, diciamo, abbassare un po' il dolore che ci stiamo sentendo da questo tradimento. Tradito dalla comunità internazionale, così si sente, lancia un ulteriore appello a salvare la sorella affinché i governi occidentali trovino un accordo per evitare ulteriori violenze.